a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico e tifosi del Partinico Audace, siamo al Nino Lo Bue di San Giovanni Gemini per seguire la sfida valida per la 17ª giornata del girone A di promozione siciliana. Oggi si affrontano Partinico Audace e Camarat. Inizia adesso ufficialmente Camarat Partinico Audace con i neroverdi che muovono il primo pallone. Bella giocata all'indirizzo di Pane Pinto che calcia, buona girata del capitanissimo di questo Camarat, quindi Partinico Audace che può giocare, o almeno prova a giocare il suo calcio. Grande anticipo di Sané che poi si propone con grande personalità, ha cercato il secondo palo, colpo di testa lontana di Amiri, poi buona altra opportunità capitata sui piedi di Rinaldo, blocca senza patemi Cascione di panchina, oltre al mercato per il Partinico Audace. Intanto questa palla rimbalza, sembra regolare per D'Amico che ha cercato la conclusione, c'erano i suoi due attaccanti in area di rigore. Totò riprende, intanto pressione fortissima ai danni di Filì, è occasione per il Camarata, palo clamoroso colpito da Rinaldo e poi il tiro da fuori di Piraneo. Doppia opportunità per la squadra di Camarata, pulita, ma il terreno di gioco non aiuta neanche i controlli, e altra ripartenza dalle Camarat con Rinaldo, servito Bamba in posizione regolare, il tiro è l'altro palo colpito dalle Camarat, la rete irregolare, ma il Partinico Audace sta regalando di tutto e di più. Occhio a questo lancio per Pane Pinto, riparte ancora una volta il Camarat, beffata Miri, Pane Pinto in mezzo, Rinaldo da due passi e il vantaggio meritato del Camarat con Rinaldo, centro numero 2 in stagione. Punizione battuta adesso, libera D'Amico, arriva Rinaldo su questa respinta, va col destro e cerca l'incrocio dei pali, ma la palla va fuori di un nulla. Grande conclusione del numero 10. Scardina scrozzò al cross, la palla arriva dalle parti di Pulizzi, De Luca, D'Amico, palla alta, che opportunità per il Partinico Audace. Tanto tentato un tiro addirittura, Cascione respinge e mette in angolo. Corner battuto adesso sul secondo palo e il colpo di testa di Bamba che raddoppia il risultato per il Camarat. 2-0. C'è ancora partita però. Attenzione a Longo dal limite, palla per Longo che se l'ha divorato. Questa sì che è un'occasione. Cross in mezzo. Filì va un passo dal suo quarto centro stagionale. Si è gelato il Nino Lo Bue. Pulizzi prova ad andare, ancora Pulizzi col destro. È mancata in questa partita un'iniziativa di qualità dai giocatori piastrosi di questo tipo, solo adesso è arrivata. Corner che parte adesso verso Pulizzi di testa, blocca Priolo, prosegue il gioco e poi calcio di rigore. Riparte Marchica, palo, 2 su 2 ne ha sbagliati il numero 2. Infatti arriva il 2-0 valido, 3 punti per questo Camarat.